Green Accord è un'associazione di giornalisti che ha come finalità la formazione appunto dei giornalisti sui temi ambientali. Questa volta abbiamo deciso di approfondire insieme a tanti operatori dei media il tema della montagna, della cura della montagna. Noi abbiamo utilizzato il verbo riabitare la montagna perché ci siamo resi conto che la montagna è un po' stata abbandonata negli anni e quindi risente un po' di questa poca cura. Allora noi vogliamo riportare l'attenzione su questo tema importante, partendo da un veneto di eccezione, Papa Albino Luciani, che è proprio nato in questi luoghi, tra quelle che lui chiamava le mie montagne. Quindi abbiamo voluto partire da lui proprio, ricordando quanto amasse camminare, conoscere e soprattutto amare il territorio montano, per poi vedere quali sono le aree di crisi e soprattutto le opportunità che il territorio montano offre all'uomo per rigenerare mente, corpo e spirito. La montagna. La montagna è un luogo abitato da Dio, nel senso che basta scrutare le scritture, passare le pagine della Bibbia e vedere quante volte Dio sceglie la montagna come luogo per parlare di sé e per parlare al suo popolo. Credo che questa icona biblica valga anche nell'oggi, perché l'ambiente di montagna è un ambiente nel quale la spiritualità può nutrirsi per i silenzi, per gli spazi e anche per quel metaforico salire che comunque parla di un'ascesa che è esteriore, ma tante volte può diventare anche esperienza interiore. D'altra parte la montagna e anche la montagna bellunese stanno attraversando la difficoltà che viene dallo spopolamento. Spopolamento vuol dire meno servizi e meno servizi vuol dire ulteriore spopolamento, quindi la montagna, e ripeto, la montagna bellunese ha bisogno di interventi, di iniziative che possano permettere alle famiglie giovani di stabilirsi qui, di trovare lavoro e di avere anche quei servizi che in una città è più facile avere. Allora il quasi beato Giovanni Paolo I, io lo percepisco, sento che la sua figura, che è fatta di testimonianza proprio di vita innanzitutto, e soprattutto lo si coglie dal suo stile, uno stile che a volte lascia così un po' sospesi per quella immediatezza e semplicità che lui rappresenta. Ecco, io sento questa figura e questa testimonianza di Giovanni Paolo I come molto eloquente nel contesto di oggi, dove abbiamo sognato grandi cose, abbiamo puntato su tanta strada già fatta e come se fossimo arrivati chissà dove. In realtà Papa Luciani ci richiama alle cose essenziali e quelle della portata di tutti i giorni, come decisive per la vita. Io sento questo, lo sento anche in questo contesto di montagna e percepisco che la sua esperienza locale, proprio di provenienza da queste valli, da questi monti, lo porta ad essere vero, autentico e immediato con tutte le situazioni della vita come lo è stato, anche nel suo magistero così breve di 34 giorni a Roma. Sì, buongiorno, io sono il sindaco di Canale d'Agordo, chiaramente un paese di montagna, piccolo paesino, che nell'arco di 100 anni ha dimezzato i suoi abitanti. E il problema dello spopolamento in montagna lo si sente, non è solo il mio paese, l'Agordino, il Bellunese tutto ha questo calo di popolazione. Individuare il problema, ecco, le analisi sono state fatte tante, quindi la malattia ormai è stata diagnosticata, la cura che diventa estremamente difficile. Io sono convinto che una delle prime cose che bisogna dare ai cittadini, ai paesani, ai montanari è la sicurezza, perché la sicurezza diventa fondamentale. Noi abbiamo assistito a degli eventi calamitosi, 1966, Vaia nel 18, e hanno messo in evidenza la fragilità della montagna e quanto sia difficile viverci. Quindi al primo posto io metterei la sicurezza, che non è solo la sicurezza da un punto di vista idrogeologico, c'è poi anche un'altra sicurezza. La gente, anche invecchiando, ha bisogno di sentirsi sicura
E che cosa vuol dire sentirsi sicuro? Essere vicino ai servizi. Diventa quasi una cosa spontanea, man mano che la gente invecchia si avvicina sempre di più verso il centro, verso la pianura, dove i servizi sono più a portata, l'ospedale è più a portata, i trasporti sono migliori, tutto questo. Quindi per mantenere la gente in montagna dobbiamo creare dei servizi sicuri e che abbiano soprattutto lo stesso costo del vivere in pianura, perché se uno nell'abitare in montagna spende un terzo del suo stipendio o della sua pensione per riscaldare la propria abitazione, capite che continuare a viverci diventa difficile. Quindi un occhio di riguardo. Alle volte c'è stato un occhio di riguardo anche a livello nazionale nell'alleggerire le tasse sui combustibili per la montagna, ma adesso bisogna continuare su questa strada, altrimenti la gente non vive. Servizi e sicurezza, servizi che rendano noi montanari nelle stesse condizioni di vita di chi abita in posti più tranquilli, più sicuri e più comodi. Tecnologia sì, ma se funzionale, metaverso, piattaforme immersive, tutto interessante. Ruolo del museo oggi è entrare nella quotidianità di tutte le persone, adolescenti e giovani generazioni incluse. Ecco che la tecnologia può essere realmente uno strumento per facilitare la connessione, uno strumento di coinvolgimento e uno strumento di partecipazione. Però attenzione, il museo non può essere vissuto solamente a distanza, il museo non può essere vissuto con una seconda vita, metaverso appunto, il museo va comunque partecipato anche fisicamente. Quindi tutto quello che può essere un supporto tecnologico deve essere parificato, deve essere supportato da un'azione di engagement, avvolgimento, coinvolgimento e anche partecipazione fisica. Ecco che le nuove generazioni possono trovare anche in un videogioco a tema particolarmente diciamo interessante adatto a loro, uno strumento per far sì che il museo diventi meno ostile, meno lontano, meno grigio, meno statico, ma ovviamente il potere emozionale e gli stati d'animo che possono far scaturire le opere d'arte rimangono unici e incredibilmente forti e prepotenti a patto che ci siamo di fronte.